Eder. Mech. Pallister. Io ho mandato un altro documento per far sì che indaghino Sebastiano, il figlio, gli amici, i parenti, l'ex moglie di Sebastiano, persone che non sono mai state sentite. Io vorrei appunto che, come ho detto, che indaghino tutti, che iniziassero a indagare anche i parenti suoi. Io sono pronto che indaghino me, mia moglie, mia figlia, i miei parenti, le mie amicizie. Pier Giorgio dice che non vedeva Liliana da 3 anni, ma io ne dubito, perché io ricordo che poco tempo prima, mentre ero a casa di mia sorella, lei mi ha detto verrà Pier Giorgio a mettermi a posto una roba della doccia o della cucina. Adesso non mi ricordo, ma roba di idraulica. Io reputo che il movente sia principalmente economico, proprio perché mia sorella, avendo lavorato tutta la vita, percepiva una bella pensione. Allora lui aveva macchine fotografiche che costavano 4, 5, 6 mila euro. Un obiettivo che costava come una Panda nuova. Chi gli aveva dato i soldi? Ma poi che alibi ha? Lui non ha niente. Ma che alibi? Deve essere tutto ricontrollato, punto e basta. Vediamo come si muoverà adesso la nuova procura senza Dainotti, che è andato in pensione. Sergio pensa certe cose, è giusto da parte sua e indubbiamente deriva da quello che pensa, quello che ritiene lui, sono sue idee e sue cose. Io non ho niente a che fare con quello che è successo a Liliana, assolutamente. Bisogna indagare un po' su tutti quelli che giravano intorno a Liliana. Su questo mi trovo d'accordo perché è giusto che vengano fatte le indagini un po' su tutti. Quelle cose che magari sono state fatte in maniera superficiale, non lo so io quello che è stato fatto. È giusto sentire tutte le persone. Io dico a Sergio, abbiamo tutti e due in comune una cosa, cercare cosa è successo a mia moglie, alla sorella, ai familiari che vogliono le stesse cose che cerco io. Perciò un punto di riferimento tra di noi ci deve essere, assolutamente. Quando muore una donna il primo sospettato è il marito, questo è quello che sto vivendo io. Poi quello che pensa il fratello è legittimo, la sua preoccupazione per il fatto che da quello che è emerso sembrerebbe che Liliana sia stata picchiata. Io spero che comunque gli inquirenti ci diano delle risposte. Ci facciamo le stesse domande. Io, il fratello e la famiglia, tutti quanti. Certo che lo capisco a lui. Se io fossi al suo posto farei le stesse cose. Certamente io ho un consiglio che do io a Sergio, di non farsi prendere in giro dalle persone che sono vicine, che loro forse strumentalizzano, poi fanno ipotesi, lo stanno un poco provocando secondo me con certe teorie. Verrà il giorno che, credimi, verranno tutti a chiedermi scusa. Su quella giornata lì del 14 io sono stato aiutato dagli stessi inquirenti, perché io ero talmente sconvolto, talmente incredulo su quello che mi stava succedendo, perché non potevo immaginare, pensare che mia moglie non si trovava, non si sapeva cosa poteva essere successo, perché parlavamo di un allontanamento volontario. Di conseguenza io ogni giorno mi mettevo in contatto con gli inquirenti e poi a un certo punto, assieme piano piano, siamo riusciti a ricostruire tutto quello che ho fatto quel giorno. Mio figlio mi manca, è parte di me, capisci? È il mio futuro, anche la figlia Angelica, che non la vedo più, non la sento più. Il fatto che sia stato messo dentro in questa storia qua è veramente vergognoso, in quanto lui assolutamente non c'entra niente con quello che è successo a Liliana, assolutamente. A volte penso al funerale, quello è stato uno dei momenti più intensi di dolore, però anche di amore, perché ricordo molto bene mio figlio che mi ha preso la mano e mi ha accompagnato fuori dal cimitero. Sono Elisabetta, commessa della Wind. Il giorno che la signora è scomparsa, Terpin si è presentato da me tra le 11:30 e mezzogiorno in stato confusionale.
Nell'entrare nel negozio ha sbattuto la porta nella parete e in più, tutto agitato, cercava sua moglie. Per 3 volte ha ripetuto: «C'è mia moglie, c'è mia moglie». E io gli ho risposto: «Ma chi è sua moglie?» E mi fa Lilli. Quando gli ho risposto: «Guardi che qua non è entrata nessuna donna», lui si è girato, uscendo ha sbattuto nuovamente la porta e poi è uscito dal negozio. Un poliziotto mi ha fatto fare una deposizione in negozio mostrandomi delle foto, ma tra il negozio pieno, tra le foto che non combaciavano con la persona che io conoscevo, una decina di giorni prima della scomparsa, Claudio e Lilli si sono presentati insieme da noi in via Battisti. Dovevano fare un numero nuovo e questo numero nuovo doveva essere intestato a nome di Sterpin. Ma solo che Sterpin non aveva i documenti con sé. Sterpin allora ha detto: «Dobbiamo farlo per forza a nome mio, perché se no va a finire che quell'altro, però non so a chi si riferiva, va a rintracciare anche questo». Quando sono venuto lì c'erano 2 persone dentro sicuro. Una che era bionda, lei era a sinistra del banco. La muletta, chiamiamola così perché era la più giovane, che avrà avuto 22 anni, me la ricordo benissimo. Ha parlato solo ed esclusivamente con me. Una ragazza piccola e mora, le posso assicurare che come dipendente non l'ho mai avuta. E si ricorda che è venuta con la Liliana dei giorni prima? Ma neanche per idea, non che non ricordo, non è successo. Io non sapevo fino al giorno prima, fino alla mattina, che esisteva la Wind in via Battisti. E io sono nato in via Battisti, quindi non mettermi in bocca robe che non so. Non ho mai messo piede in quel negozio sicurissimamente, so quel che faccio e che dico. Prima di mezzogiorno meno un quarto di quel 14 maledetto dicembre mai stato lì. E se era seduta là, era seduta con un'altra persona. Dopo la relazione alla Cattaneo, la difesa della famiglia Resinovic ha fatto uno studio scoprendo che Sebastiano è passato dalla Galleria Rossoni non la mattina del 14 ma la sera del 13. Questa grande scoperta in realtà è ciò che io ho già identificato circa 1 anno e mezzo fa e riportato più volte. Ovviamente tutto ciò più altri 2 elementi è stato da me riportato nella tesi di criminologia che ho consegnato pochi giorni fa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.